Dunque, io volevo dire un paio di cose velocissime sul discorso Mirafiori, un altro paio di cose sul discorso doppio coordinatore. Allora, senza dubbio il risultato del referendum Mirafiori, insomma, deve essere interpretato positivamente per insomma, le percentuali e tutto quanto. Il dato oggettivo di fatto è che però al di là di tutto abbiamo perso e quindi si aprirà comunque insomma, da qui in avanti un percorso che porterà appunto a tutte queste varie contrattazioni in altri stabilimenti, negli altri settori di lavoro e tutto. La cosa che secondo me Sinistra e Libertà dovrebbe porre immediatamente è che il risultato di Mirafiori obbliga automaticamente il solito ragionamento che spesso e sempre tiro fuori, cioè di ripensare il welfare, perché nel momento cioè mai come dopo il risultato di Mirafiori il welfare novecentesco, cioè si può prendere e buttare nel cesso per un semplice motivo che si basava su presupposti e certezze di un certo tipo che il risultato del referendum ha fatto venire meno. Quindi io penso che diventa ancora più centrale ripartire proprio da ripensare il welfare e potrebbe essere un elemento che riesce in qualche modo anche a far capire e interpretare a chi vogliamo rivolgerci come soggettività all'interno della società. E è vero in parte, penso, quello che ha detto Moreno sul discorso che diciamo, dopo i risultati ci potrebbe essere un aumento di conflittualità all'interno del mondo giovanile. La cosa che però bisogna, insomma, con cui bisogna confrontarsi in qualche modo è anche che già il 14 dicembre ha dato questi segnali di come diciamo, tutto il movimento giovanile abbia bisogno in qualche modo di una nuova Genova, visto che comunque c'è il ciclo del dopo G8 del movimento No Global si è concluso, ha cercato di venirne fuori in qualche modo, insomma si è riaperto questo nuovo ciclo, quindi insomma ci saranno diverse cose su cui discutere, però centrale diventa questo discorso di capire in che modo ripensare il welfare. Rispetto invece al discorso della proposta della Renata, io penso, insomma, per chi non mi conoscesse, noi con le esperienze nostre col centro sociale, con tutte le esperienze di movimento fatte, siamo stati tra i primi in passato e abbiamo continuato a usare sempre questo discorso delle parole senza la vocale finale, cioè mettendo l'asterisco proprio per dare questo messaggio che appunto che il sessismo passa anche nel linguaggio e non solo però, cioè come dire, proporre questo discorso del doppio coordinatore ragionando proprio in un'ottica nuova, io penso che, cioè, se vogliamo essere inclusivi tout court, allora dovremmo ragionare anche rispetto a tutto il panorama omosessuale, e per essere politically correct su tutto. Perché c'è poco da fare, come le quote rose non risolvono il problema della questione di genere e come il doppio coordinatore non ha mai risolto il problema della questione di genere, poi comunque al di là delle velleità diciamo legate all'appartenenza sessuale, comunque poi tra due persone per questioni caratteriali o l'altro finisce comunque che o l'uno o l'altro abbia più agibilità e tutto. Penso che allo stato attuale, visto che comunque siete tutte e due, due compagni persone che comunque insomma hanno sempre lavorato all'interno del partito e che essere coordinatori o avere altri ruoli dirigenti, insomma, penso che poco cambia rispetto a quello che può essere l'apporto da dare al partito. Visto come insomma siamo da un punto di vista organizzativo e penso che insomma visto che siamo rimasti tra di noi il congresso è un po' la cartina tornasole della fase embrionale in cui siamo ancora, potrebbe avere più senso, non per ragionare solo in termini statutari, però potrebbe avere molto più senso piuttosto proporre le due candidature e al di là delle due candidature, a prescindere che vinca usando un brutto termine l'uno o l'altro, comunque dopo recuperare in senso buono in quello che può essere quello che sarà la segreteria comunale, perché non risolve, secondo me è una falsità, frutto della fine del Novecento, che il doppio incarico risolve la questione di genere e l'ha dimostrato, personalmente parlando, l'ha dimostrato come sono andate le cose nella nostra organizzazione giovanile quando ero dentro il Fondazione.
Noi avevamo l'organizzazione giovanile più grossa in Italia, avevamo 15.000 iscritti, ho votato a favore in congresso quando ero in esecutivo del doppio coordinatore, è stata una cosa strumentale che così, come dire, esternamente ha dato un buon segnale. Nella pratica, cioè dopo alla fine è finito che uno si occupava di certe cose, l'altro si occupava di altre e non risolveva la questione, quindi piuttosto cercare di affrontare la questione di genere in altri modi, a meno che la platea congressuale non pensi che le questioni di genere si risolvono tramite queste cose. Quindi secondo me io propongo un ordine del giorno di mettere ai voti la possibilità di avere due candidature positivamente contrapposte e risolvere la questione là. Poi insomma i compagni e i compagni decideranno cosa fare.